Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti dal Comendone Veneziano, ancora Shogun 2, partita classificata contro un livello 5, Comendone Veneziano contro Sliders. Mitragliatrici Gatling, state attento, generale. Ecco raga, sono contro le Gatling, da qua subito è impanicata, vedo la barra rossa, cioè praticamente mi dà già spacciato il computer, però io insomma finora con le Gatling ho fatto 4 partite e 3 ne ho vinte, questa vediamo. Allora, il mio esercito è un po' diverso rispetto al solito. Allora, ho 3 fucilieri di Tosa, che hanno una bella portata e sono forti, insomma, costano tanto, però per il momento mi sto trovando bene, però comunque sono sempre eserciti di prova, devo ancora trovare quello finale, diciamo. E poi ho 3 dragoni azzurri, che costano poco e sono un bel compromesso. Poi dietro ho 3 lancieri di leva a protezione dei fucilieri, il mio generale anche lui di livello 5 come l'avversario, e 2 cavallerie, una con gli ari e l'altra con la carabina. Ecco il mio avversario che ha, vediamo, 4 fucilieri orso nero, quindi non scarsi, anzi sono più forti del dragone azzurro, una tigre bianca, poi c'ha 2 lancieri di leva, 3 katane, caci con katana, il generale e le Gatling. Quindi il computer mi dà strasfavorito. Vediamo. Ecco raga, qua ero molto preoccupato che con le Gatling inizia a sparare, hanno una portata di 2,50 mi pare. Infatti comincia a bersagliare i fucilieri di Tosa, che sono le unità mie più forti, e il generale chiaramente, quindi qua ero proprio preoccupato, infatti adesso sposto il generale verso il bosco perché mi aveva già segato 2 uomini. Adesso mi sto portando sulla collinetta per poi avanzare in discesa. Raga, inizia la schermaglia. Qua mi vedo già in un netto svantaggio perché comunque ha unità più forti, perché ha parecchi orsi neri, e vedo già che i fucilieri di Tosa stanno in fuga, quello qua a destra. Adesso porto la cavalleria con carabina, la porto nel suo fianco destro per colpire i fucilieri, e qui invece con la cavalleria con gli ari cerco di fare il giro per colpire il generale. Ok, lui se ne accorge, intanto sto sparando anche al suo generale con un fuciliere, e qua dico cazzo, vedo che il generale è esposto, io ci provo. Però ecco qua vedo mi arrivano la prima bordata di proiettili, ho detto cazzo qua mi va già in fuga, invece miracolosamente resiste e pam lo becco. Questa è una bella mossa perché se il generale va in fuga la partita si può ribaltare, infatti anche la barretta adesso non è più come prima. Il generale ormai è quasi in fuga, intanto i miei fucilieri continuano a sparare. Ci ho messo tante katane e pochi lancieri, non ho ben capito. Ecco, il generale è andato in fuga, adesso sono cazzi per lui. Adesso con i lancieri provo ad attaccare i fianchi dei suoi fucilieri, ma ormai tutte le unità stanno andando in fuga, guarda, incredibile. La vittoria è vicina, signore. È andato in fuga il generale, ciao. Cioè ragazzi, chiaramente la partita è stata anche un po' fortunata perché alla fine sono riuscito a segargli il generale, quindi come si dice, le unità se ne sono andate tutte quante in un secondo. Però ecco raga, questo video l'ho fatto perché io ho una mia teoria, cioè ho giocato 4 volte contro gente che aveva i Gatling. Cioè io sinceramente non li vedo ste robe incredibili, cioè per carità sto qua forse anche non le ha usate benissimo perché comunque come si dice, alla fine erano davanti, erano molto esposte, quindi ho potuto colpirle subito con i miei fucilieri. Però cioè, alla fine sacrifichi tante unità e hai un esercito meno grande, perché comunque lui poteva assolutamente fermare la mia cavalleria con delle altre cavallerie o con degli iari, quindi secondo me è molto carente cioè, usare i Gatling, perché costano tanto e se non li sai usare benissimo, proprio bene bene, rischi di perdere la partita.
Io ho potuto attaccare il generale, secondo me, perché comunque lui non aveva cavalleria, aveva solo un Yari che poi l'ha portato anche in avanti. E insomma, a quel punto, se comincio a colpirlo con un fuciliere e con la cavalleria, è normale che vada in fuga il generale. Buono, raga, anche sta partita è andata, è stata molto veloce, ma d'altronde in classificata, raga, le partite sono veloci, cioè con fondi piccoli o medi e tutto, si fa presto a vincere. Poi comunque qua il replay è un po' buggato perché la partita onestamente era un po' più lunga, perché quando ho ammazzato il generale in realtà era durata ancora un po', non sono andate le unità tutte in fuga subito, ma dopo tipo un minuto o due. Però volevo anche un attimo spiegare la mia teoria sui Gatling, che può essere sbagliatissima, però finora su 4 che ne ho incontrati in classificata li ho segati tutti e 4. Buono raga, anche questa partita è andata, alla prossima, ciao!